c'erano degli articoli stampa anche e degli appunti manoscritti. Grazie per il momento. Controesame? Sì. Prego. Colonnello, ci scusi. Lei ha parlato più volte, ha usato la dicitura, soprattutto all'inizio, di scontrini sospesi. Cosa vuol dire scontrini sospesi? Sospesi vuol dire che non erano stati pagati. Da che cosa lo deduce? Dal fatto che sospesi nella dizione commerciale corrente è un pagamento che non è stato effettuato. Questo io lo so, ma con riferimento a quelli di cui lei ha parlato, da che cosa lo deduceva? Dalla definizione corrente di sospeso. Commercialmente quando si dice faccio un sospeso vuol dire non Mi pago. scusi, non ne sto facendo una questione letteraria, ne sto facendo una questione di prova. Lei ha parlato di scontrini sospesi, perché di alcuni scontrini o di tutti, o di una parte, o di alcuni a cui si riferisce la sua relazione, lei dà questa definizione di sospesi? Come ha fatto Perché a sapere scritto, che non erano stati pagati? Ecco. No, c'è scritto sospesi, sono stati rinvenuti in una busta con su scritto sospesi. Quindi erano tutti in un'unica busta, gli scontrini No, di cui in lei ha diverse- parlato? In diverse buste, ci sono delle buste intestate sospesi, dei fogli manoscritti con su scritto sospesi, signor tal dei tali, e c'erano allegati gli scontrini. Quindi tutti gli scontrini di cui ha parlato oggi erano con un'annotazione complessiva o diversificata di sospeso scritto sopra? Esattamente. Tutti quanti? Beh, Se no lei non li avrebbe definiti sospesi. Chiaramente, evidente. Oltre quelli di cui ha parlato ce n'erano altri? Tenga conto poi che lo scontrino normalmente va consegnato all'acquirente. Questo quindi lo so bene, ma non mi interessa in questa sede. Non c'è motivo di tenerlo. Sì, ma in questa sede non mi interessa. Volevo dire, oltre quelli di cui ha parlato, ce n'erano altri scontrini cosiddetti sospesi? Oltre quelli di cui lei ha parlato in questa esauriente relazione? Cioè facendo riferimento alla relazione già scritta e alla sua testimonianza. Oltre questi, dico, ce n'erano altri sospesi? Ma senta, il termine sospeso... Forse non è felice la mia domanda. No, ho capito perfettamente, cioè io le sto rispondendo. Quando noi abbiamo preso possesso della contabilità c'erano un paio di stanze di documenti, quindi è stata guardata, tutta la documentazione di interesse, è stata fermata l'attenzione su quello che poteva essere maggiormente interessante. Quindi quello che poteva essere maggiormente interessante non è tutto? No, non le so. Potevano anche esserci altri scontrini di questo tipo, riferentesi ad altre persone? Questo non glielo so dire perché materialmente... Ma lo può escludere? Materialmente il controllo e il rinvenimento di questa documentazione è stata fatto dai sottufficiali che hanno proprio fisicamente tutti i giorni proceduto al controllo, quindi io ritengo che sia opportuno che questa domanda la giri ai sottufficiali, io non le posso rispondere in termini esaudienti. Io di questo non posso farmi carico perché non posso sapere, non posso conoscere questi criteri, però intendo dire, è a sua conoscenza che tutti gli scontrini sospesi sono quelli di cui lei ha parlato oggi e non ce n'erano altri? Riferentesi a persone diverse di quelle da lei nominate oggi? Questo non glielo so dire. Guarda. Ecco, questo. Grazie. Prego. Avvocato Corcuruto. Avvocato Corcuruto, in sostituzione che avvocati Strano Tagliareni e Napoli. Senta, lei ha parlato di scontrini sospesi e ha detto che su questi scontrini c'era anche scritto il nome Carmela. Lei come fa a dire che Carmela era Minniti? Come associa il nome di Carmela al cognome Minniti? Se non sbaglio in qualcuno c'è scritto anche Minniti, non in tutti ovviamente, però erano accorpati per gruppi omogenei. Non ho capito che vuol dire accorpare per gruppi omogenei. Nel senso che venivano rinvenuti in una busta, per esempio c'era una busta intestata Sospesi Francesca, dopodiché dentro c'erano 80 scontrini dove in alcuni c'era scritto soltanto Francesca, in altri c'era scritto Mangion Francesca. Ecco, Quindi le dice che in alcuni sui quali c'era scritto il nome Carmela c'era anche scritto il cognome Minniti. Quantomeno in uno ci sarà stato scritto, perché sennò... Ho capito. E si ricorda quanto ammontavano questi sospesi? Sospesi, ne ho dato una lettura più o meno, posso ricominciare a leggere, andavano da alcune decine di mila lire a diversi milioni, ci sono dei sospesi di 6-7 milioni come ci sono dei sospesi di 40-50 mila lire. Va bene, grazie.
Ci sono altri interventi? Sì, Presidente. Prima di licenziare il test, se l'avvocato... Sì, scusi Presidente, un attimino. Intanto sentiamo l'intervento dell'avvocato Catania. Senta, mi faccia ben capire, questi accertamenti sui sospesi li hanno fatti allora gli sottufficiali? Materialmente la contabilità tutti i giorni è stata controllata dai sottufficiali, ovviamente. Quindi lei riferisce circostanza appresa dai sottufficiali? No, io riferisco con circostanze constatate di fatto, però se mi si domanda se nella montagna di carte è stato visto anche qualche scontrino sospeso relativo ad altre persone, io non glielo so dire. Non ha proceduto lei a verificare questa montagna di carte? Ho visto soltanto una parte, e in particolare la parte che ritenevamo Colonnello, mi interessante. risponda, su questo lei è stato chiaro. Lei non ha controllato personalmente questa montagna di carte, lei ha controllato quello che i sottufficiali hanno ritenuto sostanzialmente utile, rilevante per le indagini. Così ha detto, peraltro, è quasi retorica la domanda, però rispondo. Quasi esclusivamente. Poi c'erano delle giornate che passavo a controllare anch'io materialmente questa contabilità, perché si esaminava magari qualcosa di particolarmente interessante, allora carte ne ho guardate anch'io. Quasi esclusivamente, cioè che l'hanno fatto i sottufficiali? Nel senso che il sottufficiale, esaminando la contabilità, se aveva qualche problema o trovava qualcosa che poteva essere di interesse, mi avvisava, io intervenivo e chiaramente esaminavamo insieme questa documentazione. A me interessava appurare che lei non ha esaminato personalmente tutto l'incartamento. Presidente, io non ho altre domande, faccio solo rilevare che il test durante una risposta ha detto Aldo e ha aggiunto dovrebbe trattarsi di Ercolano. Lo faccio davanti a lui, dico questa è una deduzione che il test non si può consentire ed eccepisco fin da adesso l'inutilizzabilità della stessa. Un momentino, l'avvocato Curcuruto. Sì, per finire, grazie. Lei poco fa ha detto che sicuramente fra gli scontrini recanti il nome Carmela almeno uno doveva portare il cognome Minniti, giusto? Sì, ritengo di sì. Può dirmi l'ammontare di questo scontrino, a quanto Guardi, si dovrei riferiva? cercarlo in una montagna di carte che non ho qua. Cioè io qui ho una parte degli atti, poi gli altri atti sono stati depositati al pubblico ministero. Quindi non può rispondere evidentemente. Non può rispondere evidentemente. No, non sono in grado di cercarlo. Però è certo che almeno in uno di questi scontrini c'era scritto il cognome Minniti, così voi avete, mi scusi, così voi avete accertato che il nome Carmela era da accoppiare al cognome Minniti. Guardi, nel riferire al pubblico ministero, e con questo rispondo anche all'eccezione prima, noi abbiamo messo dovrebbe trattarsi dove ritenevamo che con buona probabilità si trattasse, e dove invece abbiamo generalizzato, nel senso che abbiamo messo nome e cognome negli atti, evidentemente c'era quantomeno un elemento che... E lei si ricorda se in questo caso voi avete scritto dovrebbe o è certamente Carmela Minniti, se lo ricorda questo fatto? Cioè si ricorda se nel caso specifico avete usato il condizionale oppure avete detto... Nel caso di Aldo Ercolano sicuramente abbiamo messo dovrebbe trattare. No, nel caso di Carmela Minniti, non lo ricordo. Sono una pila di atti. Va bene, grazie. Signor Presidente, mi scusi. Lei ha riferito di uno scontrino o di un sospeso di 2.500.000 lire per quanto riguarda il signor Galea? Sì, esattamente. E cosa c'era scritto nello scontrino? Scontrino normalissimo, su un foglio con su scritto Galea Eugenio.
del 2012-89 per 2.542.500. Era un unico scontrino? Sì, un unico scontrino. Grazie. Altri interventi? Pare che non ce ne siano, il pubblico ministero può esaurire l'esame. Colonnello, allorché siete intervenuti, ci può dire se avete ricevuto delle direttive dall'ufficio del pubblico ministero inerenti l'oggetto dell'indagine che dovevate espletare? Non so se sono stato chiaro. Allorché è stato richiesto il vostro intervento, l'oggetto dell'indagine vostra in cosa consisteva esattamente? Avete ricevuto delle direttive specifiche del pubblico ministero? Dunque io personalmente le direttive le ho già trovate, perché quando è stato fatto l'intervento non c'ero, ero con un piede ingessato, quindi sono intervenuto dopo qualche giorno, ho preso visione di quello che era stato fatto. Le direttive che ha ricevuto il collega e che mi ha riferito a suo tempo erano quelle di innanzitutto effettuare un inventario di tutto quello che c'era dentro e verificare l'esistenza di merce ricettata proveniente da un furto ad altro supermercato. E questa era la prima direttiva. Questa Ve ne erano altre? Poi altre direttive ricevute c'erano quelle di esaminare la contabilità della Super S per accertare eventuali, diciamo, ingerenze criminali nell'ambito della società. Ce l'ho dietro le deleghe. Voi durante queste attività investigative avete avuto modo di consultarvi con gli amministratori della Super S per la lettura dei documenti contabili? Ma noi abbiamo sentito diverse volte il Musumeci e un paio di persone, di cui non ricordo il nome, dovrei prenderle negli atti. Il caponnetto l'avete sentito? Il caponnetto mi pare di no, mi pare che non è stato sentito. In ordine agli scontrini rinvenuti, avete chiesto spiegazioni agli amministratori della società circa i sospesi? Presidente, c'è opposizione, non credo che possa rispondere, perché anche se dico la domanda è formulata in maniera generica amministratori della società, gli amministratori della società tutti sono stati poi prima indagati e poi imputati, e ai sensi dell'articolo 62 il test non può riferire sul contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato. Sono tutti gli amministratori indagati, tutti quanti? Sì, Presidente. La natura della domanda, Presidente, era questa, in quanto il presupposto di una indagine fiscale prevede un contatto diretto fra chi procede al controllo e i responsabili della società. Comunque la domanda era se erano stati sentiti, Se avevano esaminato gli se si erano consultati con gli amministratori della società, se si erano consultati e quindi se è stato eventualmente verbalizzato questo consulto con gli amministratori della società allorché hanno proceduto a determinati accertamenti. Può rispondere. Dunque, noi abbiamo senz'altro sentito il commercialista, il Musumeci, ma non ricordo se gli sono state poste domande specifiche nell'ambito del controllo fiscale circa i sospesi, anche perché diciamo, ai fini fiscali erano talmente macroscopiche le altre violazioni che il discorso del sospeso non assumeva un grosso rilievo, diciamo, nei valori che sono stati accertati fiscalmente. È stato sentito senz'altro il caponnetto, ma nell'ambito dell'attività di indagine delegata, quindi non nell'ambito dell'attività, diciamo, specifica della verifica fiscale. Sì. Colonnello, io le chiedo
le mostrerò e chiedo alla Corte di mostrarle. Quando ha bisogno Caponnetto di conferire con la sua, chiede permesso e si può spostare lei? No, dico per il futuro. Può fare. Chiede permesso e si sposta. Chiedo scusa. Quindi con il consenso della Corte io chiedo che vengano mostrati al colonnello gli allegati alla CNR del 5 novembre 92 del Comando Nucleo Polizia Tributaria di Catania, che contengono le fotocopie dei documenti che sono stati sequestrati nell'ambito delle indagini che la Guardia di Finanza ha effettuato all'interno della Super S. Vi sono contenuti fotocopia degli scontrini e fotocopie di tutti i documenti di cui il colonnello nella sua articolata deposizione ha dato indicazioni. Molti di questi documenti, Presidente, sicuramente si trovano già tra gli atti che sono stati introdotti nel fascicolo del dibattimento come prova documentale o come addirittura atti irripetibili trattandosi di atti. Ecco, io chiedo che vengano mostrati e se li riconosce come appunto i documenti che non solo sono stati allegati alla CNR, ma sono quelli che furono rinvenuti in occasione. Ci sono osservazioni? Cioè, questi atti sono conosciuti certo. Sono nel fascicolo del pubblico ministero, sono stati sequestrati e dovrebbero essere anche al fascicolo del dibattimento. Aspetti un momento prima di esaminarli. Presidente, se lo potremmo esaminare un attimo, perché sinceramente non abbiamo l'atto, non lo dovrebbe riportare. Io lo riporto. Ai difensori? No, all'avvocato Catania. Vengo io. Comunque vorrei precisare che quelli non sono tutti i documenti rinvenuti nel corso del controllo. Sono quelli allegati alla CNR. Perché poi ci sono state tutta una serie di altre informative che recavano altri allegati, altri scontrini, altri appunti. Presidente, mi scusi, mentre i colleghi, anche noi, esaminiamo questi documenti, potrei fare alguna domanda al teste? Colonnello, mi scusi, lei ha detto, se ho sentito bene, che il signor Caponnetto è stato interrogato dalla Guardia di Finanza? No, io ho parlato del signor Musmeci. Solo Musmeci, Caponnetto no? Scusi. Caponnetto nell'ambito dell'indagine. Quale consulente fiscale? Guarda il Musumeci, lei ha detto di essere stato interrogato il Musumeci, le risulta qual era il ruolo del Musumeci all'interno della Super S al momento del vostro accertamento? Il Musmeci al momento dell'accertamento svolgeva attività di consulente amministrativo e contabile, cioè era colui il quale aveva in mano tutta la situazione contabile e amministrativa della società. Quindi il ragioniere, insomma. Sì, beh, era un consulente esterno, non era un dipendente, comunque era il commercialista. Le risulta anche che aveva uno studio fuori Catania? Credo che abbia uno studio, non so se ce l'ha fuori Catania. Comunque era il consulente esterno, quello che le risulta consulente esterno della società. Sospendiamo 10 minuti, così avete tempo di guardarli, li può...
Accomodiamo. Si chiama Franchini. Lo chiama Franchini, questo quindi. Faccio vedere. Allora, su questi documenti che il pubblico ministero ha chiesto di mostrare al teste ci sono osservazioni? Nessuna osservazione? Lei li ha visti già, colonnello? No. Prego. No, non li ha visti. Si dà atto che il teste esamina la documentazione offerta dal pubblico ministero. Presidente, posso avere la parola un'ultima domanda? Colonnello, mi scusi, un'ultima domanda. Lei ha... No, mi scusi, stavamo facendo un'altra cosa. Scusi, ho chiesto la parola, credevo che me l'avesse dato, scusi. Dopo Ancora. Colonnello, appunto, volevo sapere che se le fotocopie che le sono state mostrate riproducono documenti tra quelli acquisiti nel corso dell'esame della documentazione della Super S. Sì, senz'altro. Presidente, chiedo che venga mostrata al teste altra documentazione che sottopongo eventualmente all'esame dei difensori interessati. Anche questa si tratta di documentazione che già faceva parte del fascicolo del pubblico ministero. È una... ora glielo dico. L'avvocatessa. No, va bene. Che ce l'ha questa documentazione? C'è una... La signorina è una sua delegata. È la dottoressa Angela Scarpulla, praticante procuratore legale.
Possiamo mostrare questi documenti al teste? Sì. È in grado di dire alla Corte che tipo di documentazione è questa che per ultima le è stata mostrata e dove è stata eventualmente rinvenuta? Sì, dunque queste sono fotocopie rinvenute nella sede di accesso domiciliare eseguito nei confronti di Minniti Teodoro, amministratore unico della società Boscam, sottoposta con sede in Mister Bianco, sottoposta a verifica fiscale. E queste sono delle ricevute di acquisto effettuate presso un hotel di Bangkok con un numero di carta di credito risultata relativa al caponnetto. E ci sono spese intestate Minniti. Quindi sostanzialmente questa documentazione comproverebbe, o dal punto di vista proprio cartolare, è relativa a pagamenti effettuati per spese di albergo o comunque per spese Non conosco l'inglese, quindi l'oggetto della spesa... Ecco, ma comunque sarebbero pagamenti effettuati da Caponnetto per Minniti o da Minniti per non Caponnetto? So indicarlo, però dall'esame diciamo delle ricevute risulta il nome di Caponnetto e il numero di carta di credito utilizzato per effettuare la spesa, e lo stesso numero di carta di credito risulta utilizzato anche presso il medesimo albergo al nominativo Minniti. Ho capito. Presidente, i pubblici ministeri chiedono che venga la predetta documentazione, ovviamente esclusa la CNR, venga acquisita come prova documentale sulla base delle dichiarazioni rese oggi dal colonnello De Tommasi. Volevo formulare un'altra domanda al colonnello. Sono stati effettuati degli accertamenti sui movimenti bancari del dottor Musumeci? Sui movimenti bancari del dottor Musumeci? Sì, è stato esaminato un conto corrente intestato al dottor Musumeci aperto presso la Banca Commerciale Italiana, se non vado errato. E nell'ambito di questo conto corrente sono state trovate diciamo delle somme provenienti da versamenti effettuati dal caponnetto. Il Musumeci ha diciamo, dato una spiegazione di queste movimentazioni, affermando in sommarie informazioni che poiché la banca commerciale aveva bloccato l'emissione di assegni
sul conto del Caponnetto perché avevano splafonato dall'affidamento. Il Caponnetto aveva chiesto al Musumeci il rilascio dei carnet di assegni firmati in bianco per effettuare dei pagamenti, comunque delle movimentazioni finanziarie, impegnandosi a effettuare i conseguenti versamenti ovviamente per reintegrare le somme utilizzate con questa emissione di assegni prefirmati dal Musumeci. Grazie. Posso avere la parola, signor Presidente? Sì, c'è una richiesta di produzione di queste fotocopie di documento da parte del pubblico ministero. A questa richiesta di produzione l'avvocato Ruggeri si oppone se non è accompagnata dalla relazione di servizio. Se così come l'abbiamo vista è accompagnata dalla relazione di servizio, nessuna opposizione. Non ho capito, con la relazione di servizio sì, io non ho nessun problema. E io ho questa richiesta invece. Problema di fisiologia processuale, dico, peraltro si potrebbe osservare che al momento la produzione potrebbe essere tardiva perché erano atti conosciuti. Allora, osservo o non osserva lei, scusi? Certo, Presidente, osserva. Certo, Presidente, lei conosce quella figura retorica in cui uno pare che non dice, invece lo fa dice esattamente fingendo di non dire. Quindi l'osservazione la facciamo, non la facciamo puntando i piedi perché sarebbe documentazione comunque richiamabile per altro verso, però la relazione di servizio anche qui per me il processo è forma nel senso che è sostanza come forma. C'è bisogno che lei giustifichi la sua opinione, però è chiaro che c'è opposizione, Presidente. Se c'è il consenso di tutte le parti, c'è opposizione. Non è il caso di invocare le forme. Il pubblico ministero diceva su questi documenti. Questi documenti, Presidente, io non so se questi documenti, non so perché non sono in grado di verificarlo adesso, se questi documenti già fanno parte degli atti che sono entrati a far parte del fascicolo del Dipartimento o come atti o come prova documentale o come atti irripetibili. Mi riferisco alla prima documentazione che è stata mostrata al test. Ma per la prima c'è pure una richiesta di produzione? Sì. Perché ovviamente non avrebbe senso se no per quella io rimanderei per quanto riguarda la seconda decisione sicuramente al momento successivo, dopo che il pubblico ministero avrà accertato se fanno per quanto già riguarda parte la del seconda posso escludere che già faccia parte del fascicolo del Dipartimento. Cioè non c'è stata una produzione documentale prima? No, perché non l'avevamo trovata prima, quindi per questo. Scusi Presidente, se l'avvocato Ruggeri può chiarire a quale relazione di servizio si riferisce? A quella della seconda documentazione? Mi riferisco alla relazione di servizio della seconda documentazione, composta da una serie di fotocopie e di una relazione di servizio firmata dall'odierno testo. Se questa produzione è accompagnata dalla relazione di servizio non c'è opposizione. No, a me interessa, noi Presidente, si tratta della seconda nulla osserviamo. Problemi di forma non ce n'è. Nulla osserviamo. Quindi la seconda documentazione. Allora si ammette la produzione dei documenti richiesta dal pubblico ministero. Per quanto riguarda i documenti allegati alla CNR, quelle sono, è vero? Sì. Allora, rimandiamo la decisione dopo che il pubblico ministero avrà accertato se fanno parte oppure no del fascicolo del Dipartimento. Presidente, posso la cancelleria lo dovrebbe accertare. Posso avere la parola? Ora sì, certo. Un'ultima domanda al test. Sì. E colonnello, lei ha detto all'inizio della deposizione di aver accertato dei versamenti per una certa cifra, mi pare nell'anno 1990 e per un'altra cifra nell'anno 1991, operate da Caponnetto su un suo conto. Con quali riscontri sono stati fatti questi accertamenti, se può dircelo? Sì, sono stati fatti dei controlli bancari. Su quale banca, quale numero di conto corrente e in quale data? Non mi sono opposto. Hai visto se mi potrei opporre, ma non mi oppongo.
Allora, il caponnetto Anastasio era titolare del conto corrente numero 5631-411-0194 presso la banca commerciale italiana e del conto 001520 presso la banca Sicula. Il Musumeci Francesco era titolare del conto 4812. No, Musumeci Francesco non l'ho chiesto, io Caponnetto chiedevo. Sì. Dunque sono state acquisite una serie di distinte di versamento da cui risulta il complesso dei versamenti per 686.606.763 e con le relative date che nel caso del 1990 e quindi per la somma che ho appena detto vanno dall'8 gennaio 90 al 31 dicembre 90 e come modalità di versamento sono in parte in assegni ma la gran parte è effettuata per contante. Lo stesso dicasi per la banca Sicula, dove il totale è 283.646.364. Anche qui ci sono una serie di distinte di versamento che vanno dal 15 di febbraio 90 al 28 dicembre del 90 e anche in questo caso abbiamo una prevalenza dei versamenti in contanti. Per quanto riguarda l'89, stesso discorso, il totale è di 141.207.265, però preciso che per il 1989 non abbiamo effettuato riscontri in contabilità, quindi non abbiamo fatto confronti con la contabilità, è stata soltanto acquisita la movimentazione bancaria e questo totale è stato realizzato con versamenti, stavolta in prevalenza di assegni, che vanno dal 6 febbraio 89 al 29 dicembre 89, anche in questo caso sono state esaminate tutte le distinte di versamento. Per quanto riguarda l'89, la banca Sicula invece il totale dei versamenti è 52.627.000, tutti con assegni. Nel 91 per la banca commerciale, sul conto corrente della banca commerciale il caponnetto ha versato 200.800.000, quasi tutti in contanti, tranne due assegni e un versamento contante assegni, dal 3 di gennaio del 91 fino al 25 novembre del 91. Le somme oscillano da 1 milione a 15 milioni per contanti. Per quanto riguarda invece la banca Sicula ci sono 252.700.000 di versamenti dal 7 gennaio 91 al 25 novembre 91 e sono tutti per contanti, anche qui le somme oscillano dal milione e qualcosa ai 12-15 milioni. Grazie. Prego. Possiamo licenziare il test? Sì, prego. Poco fa aveva affermato che avete accertato che sul conto corrente del Musumeci, sul conto corrente della banca commerciale, avete registrato dei movimenti, delle somme di denaro con degli assegni a firma del Musumeci, dei soldi dati a prestito al caponnetto. No, non così precisamente. Il Musumeci ha dichiarato che avendo avuto il conto bloccato, il caponnetto, per avere disponibilità di un conto corrente bancario, gli aveva chiesto di
lasciargli dei libretti di assegni sul conto corrente del Musmeci, firmati in bianco dal Musmeci per dei movimenti sì. per pagamenti, sì, con l'accordo che lui avrebbe reintegrato le somme man mano che emetteva questi assegni, e appunto volevo arrivare qui. Non era la natura sottostante il rapporto, non era quella di un prestito, era piuttosto quella di avere disponibilità sì, ma le risulta che poi banca. Il Caponnetto abbia restituito queste somme di denaro al Musumeci? Ci sono dei versamenti del Musmeci sul conto del Caponnetto, il Caponnetto risulta beneficiario nell'attivo dei suoi conti di assegni del Musmeci, sì. Il Musmeci risulta destinatario di assegni dal Caponnetto nel suo conto. Per quella cifra c'è una scrittura privata, qualcosa che avete esaminato? Ha fatto una dichiarazione in atti il Caponnetto, il Musmeci ha fatto una dichiarazione in atti per darci spiegazione di queste movimentazioni finanziarie che abbiamo riscontrato nel suo conto corrente, cioè che abbiamo chiesto praticamente. Non avete ritrovato alcun documento per accertare la veridicità di quanto affermato? No, non è stato trovato nessun documento. Va bene. No, aspetti, una domanda. A proposito dei conti personali del Caponnetto, avete per caso accertato come veniva utilizzata la liquidità dei suoi conti? Cioè dire l'uscita da questi conti, come avveniva? Tramite assegni, tramite contanti, tramite assegni circolari? Sì, un attimo solo perché l'uscita è un po'... Allora, abbiamo esaminato innanzitutto un'agenda relativa alla movimentazione del conto Caponnetto, dove erano indicate alcune specifiche delle somme in uscita, e quindi abbiamo riferito innanzitutto sulla base di questa agenda. E nella circostanza sono usciti fuori tutta una serie di pagamenti con assegno relativi a spese private o comunque questioni private del Caponnetto. Successivamente, ecco, a titolo per esempio esemplificativo, sono stati ritrovati assegni periodici emessi dal Caponnetto sul proprio conto corrente a favore della Sofitalia, che era una società di finanziamento che aveva effettuato un finanziamento al Caponnetto e stava restituendo la somma. Successivamente poi, quando è stata acquisita la documentazione bancaria relativa a tutti i conti, sono state esaminate tutte le uscite del conto, perché bisogna considerare che questi conti hanno a fine anno una specie di più o meno un bilanciamento, se l'attivo dei versamenti è intorno ai 600 milioni c'è più o meno altrettanto di spesa, e ci sono tutta una serie di assegni. Mi riferisco al conto corrente relativo alla banca commerciale, per esempio relativamente al 1990 ci sono 113 assegni emessi a favore della Super S, con beneficiari alla Super S, ma con effettivi soggetti che hanno effettivamente avuto l'incasso, tutti soggetti diversi dalla Super S. Ci sono poi una quantità di assegni intestati a me stesso, con somme che variano dal 1,5 milioni fino a 20 milioni, assegni ad altri soggetti, certo dottor Di Benedetto, Adamo Salvatore, Tribulato Anna, e poi spese come, non lo so, Industrie Dolciario, Diners Club, SIP Catania, insomma normalmente sono tutti assegni, e diversi assegni sono intestati a me stesso e poi cambiati evidentemente per contanti. Così per gli anni successivi
Banca Sicula più o meno si ripropone la stessa cosa per la Banca Sicula, cioè 36 assegni emessi a favore della Super S incassati da soggetti diversi dalla Super S, 12 assegni emessi a me stesso, uno per esempio di 28 milioni incassati da lui stesso, ancora Enel e altri soggetti più o meno diversi, SIP. Nel 91 si ripete più o meno la stessa cosa, solo che con una certa prevalenza degli assegni emessi a me stesso. Per esempio ci sono a giugno del 91 una serie di prelevamenti attraverso assegni a me stesso ripetuti di 12 milioni, sono 1, 2, 3, 4, 5 assegni da 12 milioni emessi soltanto nel giugno a me stesso, e nel luglio ce ne sono altri 4 relativi a 12 milioni. Quindi più o meno le uscite sono praticamente in prevalenza con assegni di conto corrente bancario, e in diversi casi comunque per somme, diciamo, abbastanza consistenti intestati a se stesso, poi cambiare. Signor Presidente, mi scusi, un'ultima domanda. Le risulta se questi assegni messi a disposizione dal Musumeci al Caponnetto fossero stati utilizzati per il pagamento a dei fornitori della società? Il problema è che non siamo in condizione di dire quali sono gli assegni, perché il conto corrente del Caponnetto, la firma è del Caponnetto, il Caponnetto ha emesso assegni lui, cioè il conto corrente del Musumeci, la firma è del Musumeci, gli assegni li ha dati il Caponnetto, quindi sì, ma magari prendendo il carnet si potrebbe rilevare. Non l'abbiamo avuto a disposizione il carnet, noi abbiamo fatto l'indagine bancaria. Tramite le girate? Non siamo, no, diciamo che tecnicamente non siamo in grado di stabilire quali sono, perché le firme sono tutte del Musumeci, poi una parte l'ha data il Caponnetto, una parte li ha chiaramente spesi il Musumeci, quali abbia dato il Caponnetto e quali quindi non si è in grado di escludere che possano essere stati utilizzati per pagare i fornitori? Non è possibile? In via ipotetica è possibile, insomma, ecco, sì, ecco. Tutto è possibile. Allora colonnello adesso se ne va, altrimenti la trattengono ancora, grazie. L'altro test, il prossimo test chi è? Presidente, ci sono gli imputati di reato connesso Papaleo Gaetano, Papaleo Giovanni, Sturiale Eugenio e Mirenna Giuseppe. Non so se Mirenna non si è presentato. Poi vedremo. Vabbè, intanto facciamo entrare Papaleo Giovanni. C'è il difensore di Papaleo? Lei il signor? Papaleo Giovanni. Luogo e data di nascita e luogo di residenza, 27 11 59. 27 11 59. Dove abito? Residenza Viale Librino 15A. Dove è nato, signor? A Catania. Perfetto. Lei mi pare che era imputato in questo sì, procedimento, e la sua posizione si è conclusa con una sentenza che accoglieva una richiesta di applicazione di pena, o sbaglio? Un patteggiamento? Non ho capito. Dico, si è conclusa con un patteggiamento la sua posizione, o sbaglio? No. No, come si è conclusa? Sono stato assolto. Perfetto. Dal GUP è stato prosciolto dal GUP? Come? Prosciolto, io sono stato prosciolto. Confermo. Era difeso dall'avvocato Sampataro, sento dire che ha un difensore lei? Sì.
L'avvocato Sambataro. L'avvocato Sambataro stasera è sostituito dall'avvocato Catania Milluzzo. Non so se gliel'ha detto l'avvocato Sambataro. Quindi per la posizione che lei ha avuto, la legge le consente di sottrarsi all'esame che è stato richiesto al pubblico ministero, cioè lei deve dire se intende rispondere alle domande oppure no. Io mi appago a non rispondere. Si parla di questa facoltà di non rispondere. Può andare? Posso andare? Sì. Presidente, mi scusi? No, prego. Quando lei lo ritiene, senza intralciare l'istruttoria dibattimentale, Caponnetta Anastasio vorrebbe fare delle dichiarazioni spontanee. Credo proprio che per questa sera non sarà possibile. Anche alla prossima udienza, Sì, alla prossima udienza prima di cominciare, senz'altro. Allora, il pubblico ministero? Intanto Papaleo Gaetano. Il pubblico ministero chiede l'acquisizione delle dichiarazioni rese al pubblico ministero da Papaleo Giovanni in data 24 settembre 1992 e di quelle rese in sede di udienza di convalida avanti al giudice per le indagini preliminari di Catania il 25 settembre 1992. Sì, si ammette alla produzione, se ce li fa avere per favore. Buonasera. Si siede. Le sue generalità, signor Papaleo? Gaetano. Nato dove? A Catania il 18.4.58. Risiede a Catania? Sì, in via Grazia 8C. Sì. Lei, signor Papaleo, è stato imputato in questo processo? Sì. E poi com'è finita la vicenda che la riguardava? Niente, ho fatto il patteggiamento. Ha fatto il patteggiamento, da chi era assistito? Dall'avvocato Sambataro. Questa sera è sostituito dall'avvocato Catania Milluzzo, l'avvocato Sambataro, non so se lei ne è al corrente. C'è la spia, questo è fatto apposta per vedere chi trasgredisce alla raccomandazione di disattivare i telefonini. Allora, torniamo dunque, lei per questa sua vicenda processuale ha facoltà di astenersi dal rendere l'esame che è stato chiesto al pubblico ministero. Deve dirci se intende sottoporsi all'esame oppure no, prima di tutto. Quindi si avvale dalla facoltà di astenersi. Sì, mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Può andare. Grazie. Buonasera. Quindi si chiede l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Papaleo Gaetano al PM in data 24 settembre 92 e al GIP in data 25 settembre 92. Si ammette la produzione. Teste successivo? Sturiale Eugenio. Lei nella stessa posizione, Sturiale? Si accomodi, sì. Ci dice le sue generalità, per favore, si siede. Sturiale Eugenio. Nato? Catania 9/11/60. Si siede a Catania, signor Sturiale? Sì. Lei è stato imputato in questo stesso processo? Sì. Come si è risolta la sua vicenda? Col patteggiamento. E da chi era assistito? Dall'avvocato Francesco Strano Tagliareni e dall'avvocato Aldo Russo. C'è l'avvocato Cucuruto in sostituzione all'avvocato Strano Tagliareni questa sera. Sì. E siccome lei ha diritto all'assistenza di un difensore, prima di tutto ci deve dire se le sta bene questa sostituzione. Sì, va bene. Ecco. E poi la informo che per questa sua particolare situazione la legge le consente di astenersi dal sottoporsi all'esame richiesto dal pubblico ministero. Deve dirci se vuole sottoporsi all'esame oppure no. No, va bene, mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere. Può andare? Grazie, buongiorno. Si chiede l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Sturiale Eugenio al GIP in data 25 settembre 92
E si chiede altresì l'acquisizione delle spontanee dichiarazioni rese dallo Sturiale al pubblico ministero, ma attualmente il pubblico ministero non ne ha la disponibilità in questo momento. Si ammette la produzione e mi pare che non c'è altro, e così si è inaspettatamente esaurita questa fase dell'istruttoria dibattimentale. Ne manca uno, manca il Mirenna, ma comunque è nelle stesse condizioni non avrebbe parlato neanche lui. E allora a questo punto, se non c'è altro, ci sono ha qualcosa da... No, Presidente, il programma, se era possibile. Il programma si rinvia all'udienza di giovedì 9:30 e seguenti, si va avanti per tutta la giornata e informo gli imputati detenuti che giovedì prossimo non consentirò il rientro al carcere per la pausa, dovranno rimanere in aula tutto il giorno perché si perde troppo tempo, finiamo tardi. Quindi per questa situazione che si è venuta a creare. Quindi chi non se la sente di stare in aula tutto il giorno deve rinunciare sin dalla mattina, oppure nel corso dell'udienza farà la sua dichiarazione di rinuncia per rientrare al carcere. Avvocato Giuffrida? Sì. Grazie, altrettanto. Questa sera? Sì. Allora, la scorta accompagni qui il signor Ercolano. Signor Presidente, mi scusi, avvocato Reina. Sì. È possibile sapere il programma per il giorno 13 da parte dei pubblici ministeri? Ma mi pare che l'aveva annunciato già, no? Per il 13 è già annunciato? No, per il giorno 13 soltanto per quanto riguarda gli omicidi ci eravamo riservati, pur avendo indicato il per tema. Il 13, mi pare un po' lontano. Comunque, per quanto riguarda il tema degli omicidi avevamo già detto che avremmo trattato degli omicidi Fava, Carbonaro e Di Leo e ci riserviamo di indicare i testi con un deposito della relativa lista di testi in cancelleria. Per quanto riguarda viceversa il tema del reato associativo, vediamo se ci sono dei testi di risulta, perché sarebbe soltanto l'udienza di mattina, fino alle 14. Vediamo se ci sono dei testi di risulta ed entro giovedì daremo delle indicazioni. Per il 7 ci sono già in programma i testi? Per il 7 c'è già. Per il giorno 7 c'è già. Orientativamente per le udienze della prossima settimana, salvo quella del 13? Dopo il 13 abbiamo 3 giorni, nella settimana successiva abbiamo 3 giorni pieni che sono in programma, sono lunedì, martedì e mercoledì, e poi basta, no? Che data abbiamo? 18, 19 e 20? 18, 19 e 20? Sì, mi pare di sì. Non più niente, io faccio l'udienza e basta, tu dici. Dobbiamo andare il venerdì prima di Natale, il venerdì 22, 23 e 26 faranno primo pomeriggio, guarda. Lunedì. Sono i giorni, no, se facciamo le 3 giornate intere di lunedì, martedì e mercoledì, eliminiamo quella di venerdì pomeriggio. E poi c'è l'udienza del 27, la dobbiamo fare tutta la giornata, metà e metà. Ma è solo 2694? Solo Orsa Maggiore 1? Scusate, no, un pomeriggio di uno dei 3 giorni dovrà essere dedicato all'altro processo, brava.
si parla di lunedì, se la sostitua prima Gami dici venerdì mi sarebbe comodo e fa comodo a tutti, qualche testo se riusciamo a fare uno di martedì e mercoledì venerdì siamo. Aspetta. Allora ne riparliamo insieme. Allora il signor Ercolano sta arrivando. Come? Sì. Ah già che deve fare. No. E allora signori, per quanto riguarda il programma, qui i colleghi mi stanno parlando dei loro impegni, del collega alla terza penale, della collega alla prima civile. Dunque. E quindi parrebbe che questa udienza di lunedì mattina 18 non la potremmo tenere e quindi dovremmo andare al venerdì 22 mattina, se è possibile. Quella del 18 mattina va al 22. Così, però sì, questo deve essere confermato, sì. Certo, tutto quanto deve essere confermato. Mentre restano senz'altro fermi i giorni martedì 19 e mercoledì 20 per tutta la giornata. Pomeriggio, Presidente, scusi. No, 19 e 20 tutta la giornata. 18 lunedì dovrebbe saltare il 18 mattina, sì. E quindi c'è il 18 pomeriggio. E quindi ci sarebbe poi il 18 pomeriggio, sì. Vediamo. No, venerdì solo a mezza giornata. Speriamo di mattina solo. Allora, signor Ercolano. Devo informare questa Corte che... un po' di attenzione, per favore. Devo informare questa Corte che io, da detenuto, mi sento violentato dal primo istante che sono in galera per sentito dire. Contemporaneamente voglio assistere a questa causa perché faccio ancora esperienza, però non posso accettare queste violenze che mi vengono fatte durante il trasferimento di qualsiasi tipo, di qualsiasi carcere, e anche quello per venire in aula. A parte che io ho i miei 60 anni, sono malato e sto all'impiede per rabbia, ma il mio posto sarebbe in un letto, in una clinica da vecchi. La mia rabbia è che mi porta a voler sopravvivere e a vedermi questa festa fatta da giuridica politica. Cerco di stare bene di salute. Al mattino dal carcere per venire qua mi si fanno spogliare nudo, poi ritorno dal carcere e mi fanno spogliare. Per me sono umiliazioni, e quando le chiedo il perché mi devo spogliare da una cella di detenzione a venire in quest'aula a 100 metri di distanza con un vuoto di spazio, in contatto con 25 carabinieri che mi accompagnano, mi si dice che è stato un ordine. Io non sono nato industriale, neanche titolare, mi sono formato piano piano. Ma quando facevo l'impiegato, quando facevo il garzone,
quando c'era un mio principale che mi trattava male, che io capivo che volevo il più del massimo di quello che io facevo, mi licenziavo. Ora qua sta gente che devono obbedire a fare, perché stamattina mi sono trovato di fronte a un fatto molto strano. Ci siamo vergognati e diventati rossi due uomini, uno con la divisa e uno che ha le vesti da delinquenti. Ma vi sembra giusto che ci mettete e ci fate scontrare fra carne umana e carne umana con i vestiti diversi, perché ci vestite di diversa maniera? Insomma, è giusto questa violenza a un uomo che deve fare la carcerazione anche con questa violenza? Voglio dire questo, signori pubblici ministeri, signori presidenti, signore Sicilia politica straordinaria, come si vuole chiamare, ma di me o di qualcuno come me o di diverso come me, cosa volete? La Sicilia, se la volete, noi ce ne andiamo dalla Sicilia. Perché io lamento, io ho dato il meglio di me stesso per tutta la vita alla Sicilia. Io ho avuto e ci sono i documenti della tributaria, mi hanno controllato più di 400 miei dipendenti. Dopo 400 miei dipendenti, senza mai che lei qualche volta si è permesso anche di bacchettarmi, io non ho mai avuto 1000 lire dallo Stato per fare un posto di lavoro. C'è gente che ha avuto centinaia e centinaia di miliardi o di milioni per poter fare posti di lavoro e se le sono mangiate. I più onesti sono disonesti e sono liberi. Io che sono onesto, cagno, lei che stai facendo? Ho rabbia. Non accetto nessuna, io voglio portato così, non come un bastardo delinquente. Io sono stato l'esempio uno degli esempi della Sicilia e pertanto esigo la scarcerazione immediata e non voglio stare assieme a tutta questa pasta di confusione. Allora, di onesti, disonesti e non come si chiama. Ci sono 3 punti ora si calmi e mi ascolti. I punti, man mano mi perdoni che io man mano di quello che ha detto scaldo. Lei. Per quanto riguarda le perquisizioni, sinora non erano state fatte e ora ci fanno spogliare. Sono stati imposte da certi eventi che si sono verificati e da certi fatti che sono stati riscontrati. E questa è la ragione per cui io ho detto giovedì prossimo non mi faccio tornare al carcere. 2 volte al giorno, si deve evitare almeno una volta, cerchiamo di evitare. C'è stato un italiano che per disgrazia forse ammazzava un tedesco si è permesso di ammazzare 500 italiani e insomma siamo tornati a zero avanti Cristo. Sbaglia uno e pagavamo 600 cristiani. Le sto spiegando qual è la ragione per cui sono state disposte le perquisizioni. Per quanto riguarda l'altro discorso di dover stare qui con tutti i disagi, l'unica alternativa che lei ha è quella di rinunciare. Per il resto ci dobbiamo adattare a convivere. Fuori. Cioè, mi scarcere rinuncio, ma sono qua, mi registro la causa. Per quanto riguarda poi la terza di questi suoi problemi, il terzo di questi suoi problemi che sta ponendo, che è quello della scarcerazione, il suo difensore farà la domanda e questo avrà il suo corso. Io sono un diabetico. Io non ho altro da dire. Io sono un diabetico. Certo, no, stiamo volendo dire qualcosa. Io stai facendo un po' di teatro, protagonismo, però queste cose, caro signor Presidente, cerchiamo di portarle a giorno e all'ordine del giorno per quello che possa essere il bisogno della società. L'unico ordine del giorno è quello di fare il processo e non ce n'è altri, perché se anche c'è uno di voi che deve andare assolto, anche uno solo, deve essere fatto in tempi ragionevoli. Sentite dire, mi posso fare 4 anni? Ma io ho sentito dire tante cose, non mi ero venuto in galera. Proprio io c'è stato in galera. Sino a quando si esaurisce il processo, lei starà in questa sua condizione di imputato. Per quanto riguarda poi la sua situazione di libertà o di detenzione, quello lei deve fare. Il suo avvocato farà una richiesta che avrà il suo corso e se la Corte deciderà che lei dovrà rimanere in stato di detenzione ci rimarrà sino a quando si esaurisce questa fase del processo. Questo è il processo, questa è la legge e ci atteniamo tutti quanti. Ancora andiamo a spiegare, Presidente. Presidente, c'è qualcuno che ha sbagliato, perché dobbiamo pagare 300?
siamo ritornati. Perché il regolamento impone questo e tutti quanti. Siamo a Romila, c'è tutto, guardi che sappiamo tutto, con quelle macchinette là, sappiamo tutto a vista. A Romila stiamo facendo queste cose rimasta. Io mi ruoto piccerino, io stare che poi mi nuovo. Piccerino, io facevo poco cambio, venivo a delle campagne. Ci fu un Massaro da allora, che seminavo tanto riformento, e seminavo mappa, ma pizza, tutte cose, cioè non ha scelto il frumento, non l'ha fatto tutto bello, tutto scelto, c'era magari avena, c'erano tutte cose, e crescevano, tutte queste cose crescevano, e poi ci messo una metter seppia e cominciamo a raccogliere. Nel frattempo si fece un ammasso così grande, Presidente, mancavano i magazzini e sta roba si niva a morire all'acqua. Era così sta finendo come noi. Ci siamo 6.000 cacciarate, i cacciari non ci sono, l'avolo non ci sono, il tribunale non c'è, la comunità non c'è, e noi stiamo in galera come i cani, e perché poi altro non avete la possibilità anche di spiegare quelle che possono essere le nostre giuste o non condanne o libertà. E perciò, e allora perché se qua sto contadino fece tutta sta gran seminata, ora mi pavare noi? Ma non è meglio che ognuno ne stiamo, io sono onesto, non me ne scappo, caso. E cioè non è motivo di scappare. Con questo sollecito a me e qualche altro pendolato la sollecitazione, la scarcerazione. Buonasera a tutti, buona domenica. Ma pare che presentiamo. No, ancora ci vediamo se lei non c'è presenziale. Senta, lei i discorsi che sono stati fatti li ha sentiti? Scriveremo che vi provvedano di panini. Anche su questo abbiamo scritto. Anche su questo abbiamo scritto. Speriamo di ottenere qualche risposta.